Mercoledì 29 gennaio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Come sempre cominciamo la nostra giornata con la cronaca e siamo a Catania, dove una donna di 55 anni è morta in un incendio divampato nella sua stanza della comunità terapeutica Villa Verde di via Nuova Lucello, in cui era ospite. Tra le ipotesi che viene vagliata dagli investigatori che la paziente stesse fumando. Potrebbe aver acceso una sigaretta prima di essere avvolta dalle fiamme che non le hanno lasciato scampo. Sono al vaglio degli investigatori le cause e le modalità dell'incendio divampato ieri pomeriggio nella stanza della donna, ospite di questa struttura, la comunità terapeutica e riabilitativa Villa Verde, che si trova in via Nuova Lucello a Catania. La 55enne qui da qualche giorno, trasferita da un'altra struttura del catanese, è l'unica vittima di questa tragedia, che avrebbe potuto essere più ampia, visto che gli ospiti qui sono una quarantina. Le indagini avviate dalla procura, che ha aperto un'inchiesta, sono affidate ai carabinieri della compagnia di Piazza Dante e della scientifica, in collaborazione con i vigili del fuoco giunti subito sul posto per spegnere il rogo. Non è da escludere, oltre al probabile incidente, che sia stata la stessa donna ad appiccare l'incendio in un momento di sconforto o che abbia avuto un malore che le ha impedito di fuggire dalle fiamme. E allora cominciamo con la nostra Lorena. Stamattina a vedere e a sfogliare i giornali sulla Sicilia viene dato ampio risalto a questa notizia. Sì, dici appunto bene, lo troviamo sul quotidiano La Sicilia, un articolo dedicato a questa tragica vicenda di cronaca che un po' ripercorre lo scenario che ci potrebbe essere sullo sfondo. Sono naturalmente delle ipotesi. La persona deceduta, leggiamo, che prima di morire potrebbe essere stata colta da un grave malore che le avrebbe impedito di muoversi, era ospite di Villa Verde da soli 4 giorni. La donna, secondo quanto si è preso sul posto, la donna era stata trasferita a Catania proveniente da un'altra struttura della provincia di Catania. In quell'altra comunità pare avesse lasciato diversi amici, ospiti come lei, con alcuni dei quali si è restaurato un rapporto di grande affetto. Allora l'ipotesi qual è? Che la donna non abbia digerito il trasferimento, che pare fosse stato subito e non voluto. Questo ovviamente non possiamo saltare alle conclusioni, ma questo non vuol dire che l'incendio sia stato appiccato dalla 55enne né che la stessa volesse farla finita. Ogni circostanza è da verificare e saranno naturalmente le indagini a far luce su quanto realmente accaduto, ma naturalmente questo dettaglio dà un'indicazione appunto su quello che potrebbe essere successo. Grazie Lorena, adesso andiamo a Niscemi, dove si è consumata ieri mattina una tragedia. Una bimba di 9 anni è morta in un grave incidente sulla provinciale proprio vicino a Niscemi. Ferite gravemente la madre e i fratellini di 7 e 4 anni. La tragedia è avvenuta in un tratto di strada che ha già provocato altri 5 morti. Tragedia della strada questa mattina poco dopo le 8 sulla SP11 appena fuori Niscemi. Un incidente violentissimo ha spezzato la vita della piccola Aurora, una bambina di 9 anni, ha lasciato gravemente feriti la madre, 36 anni, e i suoi 2 fratellini di 7 e 4 anni. La mamma stava accompagnando i bambini a scuola come ogni giorno. La banda guidata dalla giovane mamma usciva proprio da quella curva quando, forse a causa dell'umidità della mattina che ha reso la strada molto scivolosa, ha perso il controllo. La macchina è andata in dessacoda, è sbandato più volte e poi si è schiantata proprio qui nell'angolo di questo muretto dal lato passeggero. Dopo lo schianto, Aurora viene sbalzata fuori dall'abitacolo, finendo diversi metri più in là, tra la polvere dello sterrato. A pochi passi, un gruppo di operai al lavoro in una villetta sente lo schianto, lasciano tutto e corrono, chiamano i soccorsi. Pochi minuti dopo arrivano le ambulanze del 118. Aurora è ancora lì, ma le sue condizioni sono gravissime. La trasportano al Vittorio Emanuele di Gela. I medici lottano per rianimarla, ma tutto è inutile. La madre, ferita in modo critico, viene ricoverata d'urgenza. I suoi 2 figli più piccoli, per fortuna, riportano solo lesioni lievi. Su quel tratto di strada, all'apparenza innocuo, si sono verificati numerosi incidenti mortali in pochissimo tempo, 5 vittime in 3 anni. La comunità locale non è sorpresa, come spiega Carmelo, un residente. Lui stesso, ormai rassegnato, ha dovuto installare dei catarifrangenti sul muretto di casa per evitare che le auto ci finiscano contro. Abbiamo raccolto le firme per poter fare qualcosa, almeno che so, mettere dei velox, dei radar per impaurire un po'. L'unica cosa che hanno fatto, hanno messo il limite di velocità 40 e in più
quelle segnaletiche che ti indicano la velocità a quanto corre, ma a me mi sembra una cosa che giustifica ancora di più a correre più veloce, al contrario di diminuire. Gli agenti del commissariato di polizia di Niscemi hanno eseguito in mattinata i rilievi e gli accertamenti investigativi per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Con loro i vigili del fuoco, i militari del reparto territoriale di Gela, dal comando stazione di Niscemi, con il supporto della polizia municipale. E adesso, Lorena, cerchiamo di ricostruire se ci sono altri particolari quanto accaduto ieri mattina. Già nel servizio di GR Italia abbiamo avuto le indicazioni su come forse è andato questo incidente. Sì, GR Italia appunto ha ricostruito un po' la dinamica dell'incidente, fa rabbia vedere che forse poteva essere evitabile questa tragedia, ma andiamo su Repubblica che ci racconta chi era questa piccola vittima, Aurora. Era una promettente ballerina di balli caraibici, vediamo queste due foto, in una tiene appunto una coppa, aveva vinto un premio, nell'altra in braccio il suo maestro di danza Gaetano Parisi. Lo scorso maggio con il gruppo della scuola Dance School di Niscemi aveva partecipato ad una gara regionale classificandosi al 4° posto. Era una bambina molto curiosa, un'allieva attenta e promettente, una bambina con una grande gioia di vivere, dice oggi il maestro di danza Gaetano Parisi. Sono innumerevoli le foto postate dai genitori della piccola, mamma Chiara che abbiamo sentito era alla guida, al volante di quest'auto, e papà Giorgio che è un carabiniere in servizio a Gela, che mostrano con orgoglio i successi della figlia che era la primogenita. Fra tutte spicca l'immagine di una torta alla panna con stelline dorate e la scritta: se c'è una stella che brilla sei tu, Aurora. Occhioni marroni, viso minuto, Aurora era già una mini campionessa. Dopo di lei in casa erano arrivati altri 2 bambini, una sorellina di 7 e il fratello di 4, che appunto erano assieme a lei a bordo dell'auto. Il papà non si è allontanato nemmeno un istante dall'ospedale, circondato dai colleghi e comprensibilmente sotto shock, dice un suo superiore, sta vivendo una tragedia. E i rilievi sono stati eseguiti dal commissariato di polizia di Niscemi. Qualche anno fa, come diceva appunto il nostro GR Italia, sullo stesso tratto stradale persero la vita 3 giovani e quindi una strada killer. E adesso le notizie dell'ultima ora. C'è anche Siracusa tra le 18 città italiane interessate dall'operazione Viper 2 che ha portato all'arresto di 12 persone, 14 denunciate, al sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file pedopornografici. A condurre le indagini il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia e la Polizia Postale. A Catania, a distanza di una settimana, poco più di una settimana dall'esplosione, gli sfollati di Trappeto Nord attendono risposte sull'emergenza abitativa. C'è anche un consigliere comunale che lancia un'accusa, dice inammissibile che ancora si lavori per cercare di capire da dove sia partita questa perdita di gas. Dal camping sul viale Kennedy dove sono alloggiati, poi l'incontro al comune per cercare di trovare una soluzione e soprattutto un alloggio. Nuovo faccia a faccia tra il sindaco Trantino e una delegazione di sfollati rimasti senza casa dopo la terribile esplosione provocata da una fuga di gas che ha squarciato 2 palazzine nel quartiere Trappeto Nord. Sono 28 le famiglie senza alloggio, 4 in meno rispetto alle 32 iniziali, e per loro durante il tavolo tecnico convocato in municipio, cui si riferiscono le immagini, è stata avanzata l'ipotesi di un trasferimento presso un istituto religioso a San Cristoforo. Marginale invece la possibilità di trovare una sistemazione temporanea in alcuni alloggi delle forze dell'ordine a Librino. Si vedrà. Intanto, a distanza di una settimana dall'esplosione, in migliaia sono ancora senza gas. La cosa più grave non è soltanto che le famiglie non lo sanno, non lo sappiamo neanche noi consiglieri. Abbiamo posto domande nelle commissioni, abbiamo chiesto chiarimenti. Ancora nessuno è venuto a riferirci in commissione qual è l'azione che sta compiendo l'amministrazione insieme alla Catania Rete Gas. È passata una settimana e ancora si cerca di individuare la perdita di gas. L'azienda conosce la rete, non esistono dei bypass, non esistono dei sistemi che consentano di ridistribuire di nuovo la fornitura in maniera diversificata, isolando le aree che sono state colpite dall'esplosione. Tanto è vero che al Policlinico hanno dovuto utilizzare il carro bombolaio perché non possono ripristinare la fornitura di gas, e questo è davvero grave. Vorrei capire poi i costi di questo intervento chi li pagherà? La Catania Rete Gas, e gli eventuali risarcimenti per il disservizio che è stato arrecato ai cittadini chi lo pagherà? La Catania Rete Gas. Cosa facciamo con tutti questi debiti poi in futuro? Mandiamo all'aria una partecipata del Comune?
La Procura di Catania indaga per disastro colposo. Presentata anche un'interrogazione urgente al governo regionale. E allora, è passato un po' di tempo, una settimana, poco più, da questa esplosione e ancora si cerca la sistemazione, intanto degli sfollati, ma soprattutto l'origine della perdita del gas. Sì, restano ancora tanti dubbi e tanti disagi, appunto, non soltanto per gli sfollati, ma anche per tutti quei cittadini che sono da una settimana senza gas e siamo in pieno inverno. E anche la Sicilia, in questo articolo in taglio basso, fa riferimento a questa interrogazione di alcuni consiglieri, Graziano Bonaccorsi e Giannina Ciancio. Le famiglie coinvolte, spiegano i consiglieri, si trovano in una situazione di estremo disagio, senza informazioni chiare né certezze per il futuro. Gli sfollati non hanno una prospettiva stabile. Questa mancanza di risposte è inaccettabile e aggrava una situazione drammatica. I consiglieri, lo abbiamo sentito, ricordano come ancora oggi ci sono più di 20.000 utenti senza gas, praticamente quasi la metà dei clienti di Catania Rete Gas in pieno inverno, e come abbiamo sentito nell'area sede anche il Policlinico Universitario Rodolico, costretto a usare un carro bombolaio. Chi si farà carico dei costi extra della partecipata del Comune? Si chiedono i due consiglieri, che chiamano in causa anche l'ARERA, ovvero l'autorità di regolazione dell'energia, per un'indagine per verificare se sono stati rispettati i requisiti minimi di sicurezza. E restiamo a Catania con una ordinanza. Il prefetto ha istituito 6 zone rosse in centro. Si tratta di piazze e strade particolarmente frequentate che sono a rischio sicurezza. 6 zone rosse a Catania a partire dai giorni di Sant'Agata fino a tutto il periodo pasquale, per permettere a tutti di fruire di alcune piazze e di alcune strade in aree strategiche della città in piena sicurezza. L'ordinanza firmata dal prefetto Maria Carmela Librizzi dispone il divieto di stazionamento in alcune zone della città e a soggetti che, si legge nel dispositivo, assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica. Le zone rosse sono state istituite alla stazione centrale, in piazza Papa Giovanni XXIII e in piazza Borsellino vicino al porto, e nelle centrali piazze Duomo, Università, Bellini, Stesicoro e alla Villa Bellini. In particolare, sulla base dei dati in possesso delle forze di polizia, riferiti tra l'altro anche all'andamento dell'indice di criminalità urbana, il questore, su indicazione del prefetto, ha costituito un gruppo di lavoro al quale hanno partecipato anche i carabinieri, la Guardia di Finanza e la polizia locale, con il compito di individuare le aree del capoluogo caratterizzate da maggiore esposizione a rischi per la sicurezza. L'ordinanza, in vigore dal 1 febbraio fino al 30 aprile, spiega la prefettura, risponde a specifiche direttive del Ministro dell'Interno in tema di sicurezza urbana per assicurare misure sempre più efficaci di contrasto alla criminalità diffusa e alla piena fruibilità di spazi pubblici da parte dei cittadini. La scelta è stata preceduta e valutata all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alle quali ha partecipato anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Allora, si tende a mettere sotto controllo un po' il centro storico della città di Catania, la circostanza un po' di tutte le città. Anche perché, come sappiamo, Sant'Agata è caratterizzata da un vero e proprio bagno di folla. E allora andiamo a vedere quali sono le porzioni di città individuate dal comitato prefettizio come zone rosse. Lo andiamo a vedere sulla Sicilia. Allora c'è la stazione centrale, piazza Giovanni XXIII, le zone attorno, piazza Duomo, piazza Università, naturalmente anche il tratto compreso tra queste due piazze, la zona 3 zona di piazza Stesicoro, poi la zona di Villa Bellini che comprende piazza Roma, via Santo Eriplio, via Tomaselli, la zona 5 è la zona di piazza Borsellino Alcalà che comprende anche naturalmente via Dusmet, la zona 6 la zona di piazza Vincenzo Bellini che comprende anche la zona di via di San Giuliano. Che cosa succederà in queste zone? Si applicherà il divieto di stazionamento per alcune persone individuate, in caso di violazione il conseguente allontanamento dei trasgressori, e cioè quei soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica e quindi impediscono di fruire tranquillamente queste zone a chi vuole seguire la festa di Sant'Agata, che come ogni anno ci auguriamo si svolga regolarmente senza incidenti.
Proseguiamo adesso con la rassegna stampa regionale e andiamo a vedere nel dettaglio i quotidiani locali. Partiamo appunto dal quotidiano La Sicilia. Naturalmente l'apertura di tutti i giornali è dedicata all'avviso di garanzia, per così dire, al governo, ovvero alla Presidente Meloni, a Mantovano, Nordio e Piantedosi. La Sicilia titola ironicamente "C'è posta per te", Meloni indagata per il caso Al-Masri con Mantovano, Nordio e Piantedosi, ipotizzati reati di favoreggiamento e peculato. La Premier si difende e dice non sono ricattabili, la maggioranza invece accusa una ripicca dei magistrati e naturalmente si acuisce lo scontro tra governo e magistratura. E poi in taglio alto troviamo le notizie di cui ci siamo già occupati: schianto verso scuola, muore bimba di 9 anni, Nicemi è sotto shock, mentre c'è anche la tragedia di Catania con il rogo nella comunità in cui è morta una paziente di 55 anni. Omaggio della polizia nel nome di Zucchetto, vittima di mafia negli anni dei misteri. Oggi il capo della polizia Parisi sarà a Sutera, mentre sul tema delle infrastrutture sulle strade siciliane arriva pioggia di risorse, ANAS investe 237 milioni in più. Andiamo a vedere il giornale di Sicilia, anche qui titolo è dedicato alla notizia di apertura un po' di tutti i quotidiani anche nazionali, governo sotto inchiesta, troviamo ancora l'incidente di Nicemi e poi una notizia che riguarda i concorsi. Regione, più posti per i concorsi, si aggiorna il piano e l'effetto di un numero maggiore di pensionamenti nel 2024 rispetto alle previsioni. L'assessore Messina dice a giorni andrò in giunta con le modifiche e quindi qualcuno scalderà i motori per partecipare. Andiamo a vedere adesso su Repubblica Palermo invece una denuncia. Regione, mancano i progetti, i fondi che erano previsti per gli asili vanno invece ai consulenti. Parliamo di una somma di 1,5 milioni di euro che era stata stanziata per nidi ed ospedali, ma mancando i progetti questi fondi sono stati utilizzati per pagare i maxi compensi degli esperti. È una riprogrammazione dei fondi dell'accordo di coesione. Via Libera è arrivata l'ultimo giorno del 2024, è stato tolto 1,5 milioni da quel capitolo e quei soldi verranno spostati nella rubrica che riguarda l'assistenza tecnica, ovvero andranno ad esperti o società che si occupano di supportare l'azione del governo. Parliamo di consulenti spesso ben pagati con orari che vanno da 400 a 500 euro al giorno. Torniamo poi ad occuparci di emergenza idrica e in particolare il caso della diga Trinità di Castelvetrano, che va progressivamente svuotata per consentire degli interventi di messa in sicurezza. Questo intervento surriscalda il clima al Ministero delle Infrastrutture con il ministro Salvini che ventila l'ipotesi di un commissario. Eccolo qua, questo è l'articolo che troviamo in taglio basso. La diga è di Castelvetrano, è l'ennesima giornata ad alta tensione attorno all'invaso che riforniva l'acqua nelle campagne del Trapanese. Parliamo di 130.000 metri cubi d'acqua che al giorno vengono sversati in mare. Risorse che per Angelo Bonelli, deputato dei Verdi, sarebbero sufficienti per irrigare 80 ettari di vigneti per un'intera stagione. Cambiamo argomento, sempre su Repubblica Palermo troviamo l'emergenza delle cosiddette scarcerazioni facili. Ancora una volta negli ultimi giorni un giudice di sorveglianza ha concesso un permesso ad un boss mafioso senza aver chiesto il parere preventivo alla Direzione Nazionale Antimafia. È una questione sempre più complessa, è evidente che c'è una falla nel sistema e a questo punto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha chiesto al DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, una lista completa dei permessi concessi ai mafiosi, ma una lista, e questa è l'anomalia, ancora non c'è. Infatti, scrive Repubblica Palermo, basterebbe poco per realizzare una banca dati con i nomi dei capi mafia che escono dal carcere, magari attraverso una app. E invece ancora oggi l'antimafia, che da una parte ha battuto i boss delle stragi, si ritrova all'improvviso un po' impreparata a questa fase. In pratica si scopre che le comunicazioni delle scarcerazioni sono affidate ad una mail che corre fra il carcere e i carabinieri o la questura. Quindi immaginate anche i ritardi.
E ancora su Repubblica Palermo troviamo la drammatica testimonianza della bambina che fu violentata a 11 anni da un gruppo di giostrai ad Aragona. Io, violentata a 11 anni, ho scelto di denunciare per scongiurare altri abusi. Parla la vittima, che oggi ha maggiorenne, che sofferenza aspettare una sentenza dal 2015. L'autore dell'articolo chiede: 10 anni sono lunghi, come avete trascorso questo tempo? Gli anni successivi alla denuncia sono stati molto difficili, racconta questa che all'epoca era una ragazzina. Quando mia madre mi ha accompagnato davanti alla questura 9 mesi dopo l'accaduto, mi ha detto: devi essere sicura, perché da oggi la tua vita cambierà per sempre. Io avrei voluto gridare di no, ma poi ho pensato che bisognava farlo perché i giostrai avrebbero potuto abusare di altre persone se non l'avessi fatto io. E poi questa ragazza, che oggi è poco più che ventenne, racconta il momento in cui ha scelto e ha preso questa ulteriore nuova decisione importante. In quinta superiore, durante un'assemblea di istituto, un'amica mi ha detto di farlo, cioè di parlare, e io mi sono sentita liberata. Sono andata davanti a tutti, ho preso la parola e ho raccontato quello che era successo, che la ragazza violentata tanti anni prima ad Aragona ero io. Sapevo che parlarne sarebbe stato terapeutico, e così è stato. Ci fermiamo qui, almeno per il momento, con la rassegna stampa regionale. Adesso, come ogni mattina, ci colleghiamo con la Pol Strada, la polizia stradale nel compartimento Sicilia orientale. Con noi questa mattina c'è l'assistente capo Salvatore Furnari. Buongiorno. Salutiamo dalla Polizia Stradale, centro operativo compartimentale Sicilia orientale. Sì, quali sono, diciamo, le novità di giornata, se ce ne sono, oppure diciamo, non ci sono particolari criticità? Allora, nella giornata odierna, sulla grande viabilità da noi gestita, si segnalano solo dei rallentamenti dovuti al traffico intenso sulla tangenziale di Catania, direzione Siracusa tra Paesi Etnei e Misterbianco, sulla A18 di Ramazione in discesa in direzione di Catania Centro, Viale Mediterraneo, sulla statale 121 tra Piano Tavola e Misterbianco in direzione di Catania. E sulla 20, per un guasto tecnico in via di risoluzione da parte del monitoraggio, si segnalano delle file allo svincolo di Milazzo e uscita per un problema in risoluzione appunto delle casse automatiche. Mentre per quanto riguarda le chiusure, segnaliamo sulla 18 e fino a Catania, fino alle ore 18, lo svincolo di Esiriale in ingresso in direzione Catania risulterà inibito. Sulla A18 Siracusa Modica, la chiusura del tratto tra Avola e Castiglione in direzione Siracusa, il percorso alternativo è la statale 115. Sulla A19 Palermo-Catania permane la chiusura dello svincolo di Enna in ingresso e in uscita nella gareggiata in direzione Palermo. Raccomandiamo a tutti i conducenti di controllare periodicamente, prima di mettersi alla guida, le dotazioni e gli equipaggiamenti di cui i veicoli sono dotati. È importante verificare il loro corretto funzionamento, non solo perché la loro mancanza o inefficienza verrà giustamente sanzionata, ma soprattutto per la tutela della nostra e dell'altrui incolumità. Condurre un veicolo efficiente e correttamente equipaggiato rende la guida più sicura e comoda. E ricordiamo che un buon viaggio inizia prima di partire ed è sempre nostro dovere rendere la strada un luogo più sicuro. Grazie per la vostra attenzione, salutiamo e buona guida a tutti. Grazie per le preziose indicazioni, per i suggerimenti, per i consigli e per le informazioni chiaramente che riguardano la viabilità. Grazie all'assistente capo Salvatore Furnari dal Pol Strada, compartimento Sicilia orientale. Adesso diamo uno sguardo anche al traffico sulla città di Catania. Stamattina osserviamo la circonvallazione, siamo all'altezza del Tondo Gioieni, dove ci sono dei rallentamenti in entrambe le direzioni. C'è evidentemente un po' di traffico e c'è anche un mezzo fermo, stiamo osservando, e quindi il traffico va a rilento in direzione Misterbianco, mentre invece in direzione Ognina la situazione
e certamente sì di traffico congestionato, ma comunque si continua a viaggiare. Ci fermiamo qui per il momento, c'è una breve sosta e poi torneremo di nuovo con la lettura dei quotidiani. Stavolta andremo a leggere quelli nazionali per le notizie che arrivano dall'Italia ma anche dall'estero. A fra poco. Siamo di nuovo insieme, allora torniamo ai quotidiani con Lorena Dolci, quelli nazionali. Certamente, andiamo adesso a dare un'occhiata ai giornali nazionali che sono dominati dall'avviso di garanzia al governo, naturalmente con questo doppio punto di vista da parte dei giornali un po' più di centro-sinistra, si parla di atto dovuto da parte dei magistrati, in quelli di centrodestra di attacco al governo. E diamo una rapida occhiata, il Corriere della Sera titola Meloni indagata, non ho paura, caso Al-Masri, rinchiesta anche su Mantovano, Nordio e Piantedosi. Ma vi voglio far vedere velocemente anche gli altri titoli. Meloni indagata, sfida i PM, titola Repubblica, La Stampa, Al-Masri indagato il governo, la Premier dice ho ricevuto un avviso di garanzia, non sono ricattabile, mentre invece vediamo il Giornale che è appunto un quotidiano di centrodestra, attacco al governo, Meloni indagata, la Premier, Nordio, Piantedosi e Mantovani iscritti nel registro dalla Procura di Roma per il rimpatrio di Al-Masri. Lei dice avanti senza paura, non mi intimidiscono. E anche Libero che è di centrodestra titola indagato mezzo governo, golpe di testa e così via. Ma andiamo a vedere un po' nel dettaglio le carte dell'accusa su Repubblica, l'aiuto al torturatore libico e il volo di Stato sospetto. Nel fascicolo partito dalla Procura c'è solo l'esposto firmato dall'avvocato, il Tribunale dei Ministri dovrà decidere entro 90 giorni. Chi è questo avvocato? È l'avvocato Ligotti, un ex del Movimento Sociale, dice l'ho denunciata da cittadino. Il giornalista dice, citiamo la Presidente, l'ha definito ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi, la Premier ha dimenticato di ricordare che lei ha militato nel Movimento Sociale e lui dice ha dimenticato un'altra circostanza, e cioè che la politica, dice Ligotti, in questa storia non c'entra nulla, io ho fatto quell'esposto da cittadino sdegnato da quanto era accaduto, e cioè qual è il cuore di questa vicenda? L'aver liberato un signore che era accusato dalla Corte Penale Internazionale di tortura, assassinio, violenza sessuale, minaccia e lesione a un numero imprecisato di vittime. Parliamo di un presunto torturatore. Dall'altra parte le reazioni, l'ira della maggioranza, si parla di una vendetta delle toghe, l'opposizione chiede che il governo riferisca in aula. Ma cambiamo argomento, parliamo invece di questa intervista a Liliana Segre che racconta, non è certo la prima volta, la sua esperienza attraverso i lager, ma in particolare in questa racconto ricorda un passaggio fondamentale, quando cioè lei dice non sparai al mio capò e diventai donna di pace. Che cosa era successo? Durante la marcia della morte in cui i nazisti l'avevano costretta insieme ad altri migliaia di detenuti, cioè con l'arrivo dell'esercito di liberazione e la liberazione dei detenuti costretti a fare migliaia di chilometri per allontanarsi, sentivo quelli che cadevano perché non ce la facevano a tenere il ritmo e gli spari su quegli scheletri. Non ero più la bambina affettuosa e simpatica che ero stata, ero dura, volevo vivere. Eppure, quando uno dei peggiori capò cominciò a togliersi la divisa per confondersi con i prigionieri, per non essere catturato dall'Armata Rossa, quando allontanò i cani e gettò ai suoi piedi la pistola come se non esistesse, incapace di vedere una ragazzina fantasma uscita da Auschwitz, in quel giorno, che credo fosse il 1° maggio del 45, pensai, adesso gli sparo. Fu un attimo, una vertigine, una forte tentazione, ma in quell'attimo capì l'enorme differenza che c'era tra me e lui. Non raccolsi quella pistola e cambiai la mia vita. E questa è la bella intensa testimonianza di Liliana Segre. Andiamo a vedere poi questa immagine iconica. Questa che vediamo è la ministra Sceriffo che indossa un giubbotto antiproiettile ma anche un Rolex al polso per partecipare in prima persona ai raid anti-immigrati in corso a New York. Si chiama Kristi Noem, è famosa per aver ucciso il suo cane che non obbediva, quindi una con la fama da dura. Si fa riprendere sul campo con gli agenti mentre rassegna
rastrellano gli illegali, e questo è quello che sta succedendo a New York. E poi volevo farvi vedere appunto Mattarella, il presidente che ha domesticato i barbari dell'antipolitica, perché la stampa ripercorre 10 anni dalla sua elezione, è la prima puntata di una serie. Vediamo alcuni passaggi. 10 anni fa il primo mandato, poi rinnovato tra guerre e pandemia, un arbitro imparziale che usa il cartellino rosso sulla Costituzione, che possiamo dire, Angelo, ci viene spesso a trovare nella sua Sicilia. Nel 2015 viene eletto al quarto scrutinio, subentra Giorgio Napolitano. Nel 2018 l'incarico a Giuseppe Conte, che forma il governo Movimento 5 Stelle e Lega. Nel 2021 l'incarico a Mario Draghi. Nel 2022 Mattarella viene confermato per il secondo mandato. E poi vediamo un altro tema: Wall Street. Le big tech si rialzano, così risponderemo all'intelligenza artificiale cinese. La sfida tra Pechino e i giganti americani è appena iniziata. Altman, che è il CEO di ChatGPT, dice: forniremo modelli migliori. Questa nuova app varata dalla Cina sta dando un'impennata, possiamo dire, anche all'innovazione tecnologica negli Stati Uniti, che pensavano di essere intoccabili. Infatti, e ne parleremo questa mattina nel corso di Buongiorno Sicilia. Sì, infatti so che hai un ospite, parlerà proprio di questo. E ancora lo vediamo invece sul Corriere della Sera: Trump sulla mossa cinese nell'intelligenza artificiale è una sveglia per l'industria. Il Nasdaq, cioè appunto la valutazione in borsa, tenta di reagire con parziali recuperi dei titoli colpiti da DeepSeek, che è appunto il nome di questa app. Lo vediamo, il logo rappresenta una balena blu in stile cartoon, perché DeepSeek vuol dire una ricerca in profondità, e DeepSeek è una startup cinese, lo diciamo per chi non ha seguito questi fatti degli ultimi giorni, che ha lanciato un chat box che è diventata l'applicazione gratuita più scaricata sull'App Store e che sta mettendo in crisi i giganti dell'high-tech in America. Veniamo poi invece ad un'altra zona di tensione, oltre a quelle che già conosciamo: l'Iran, l'Ucraina, la situazione in Palestina, caos Congo, migliaia in fuga, in mano ai ribelli pro-Ruanda, presi anche l'aeroporto e le miniere di prezioso coltan, rivolta anche nella capitale Kinshasa, assaltate le ambasciate occidentali. L'ultima notizia, anche per alleggerire un po' la tensione: una nuova casa per la Gioconda, al Louvre ci sarà un altro grande ingresso, una sala indipendente per l'opera di Leonardo, recupero dei sotterranei e via a lavori per 800 milioni di euro da finanziare in 10 anni. A te, Angelo. Grazie Lorena, più avanti ritorneremo di nuovo ai quotidiani. Intanto noi andiamo a guardare le previsioni meteo per la giornata di oggi e anche per domani. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando condizioni di prevalente stabilità sono attese al centro-nord Italia e sulla Sardegna, con ampi rasserenamenti, mentre una perturbazione attraverserà le regioni del sud con parecchia nuvolosità e delle piogge. Anche la Sicilia vedrà una fase di tempo instabile e incerto, con nuvole irregolari e specie durante il pomeriggio, transito di pioggia, anche occasionali rovesci. Temperature massime che oscilleranno dappertutto mediamente tra i 13 e i 18 gradi, minime della notte, una cifra invece sull'entroterra. Per quanto riguarda giovedì 30, ormai saremo entrati nei giorni della merla, ritroveremo però condizioni di bel tempo su tutta la Sicilia, con ampi rasserenamenti, cielo sereno o poco nuvoloso. Si allontanerà ormai il fronte per una giornata di bel tempo. Le temperature massime oscilleranno dappertutto tra i 13 e i 18 gradi mediamente, quindi giornate non fredde per il periodo. Ulteriori dettagli, approfondimenti scaricando l'app di Trabimeteo. Allora, eccoci di nuovo insieme in diretta. Buongiorno Sicilia, ne abbiamo parlato poco fa con la nostra Lorena, leggendo i quotidiani, l'intelligenza artificiale, c'è questo scatto in avanti dei cinesi. Buongiorno alla professore Sebastiano Battiato, buongiorno. Grazie per essere con noi, docente di informatica all'Università di Catania. Allora, da un paio di giorni c'è un vero ciclone che si è abbattuto intanto prima sui mercati, perché quelli che hanno risentito di più di questo shock è stato il Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici americani, che ha visto il crollo di quelli che sono i colossi della high tech, e non solo.
anche i social, quindi anche i re dei social hanno accusato il colpo. Questo DeepSeek sta sconvolgendo, sta rivoluzionando o ha già rivoluzionato il modo di vedere l'intelligenza artificiale? Assolutamente sì, e devo dire che lo sta facendo da tanti punti di vista. Prima fra tutto dal punto di vista strettamente legato alle modalità e ai test che sono stati fatti di questa nuova tecnologia sul campo, che ha visto far sì che nei benchmark, come noi li chiamiamo, di confronto tra la nuova tecnologia e quelle che in qualche modo era quella più diffusa, quella più conosciuta, che è ChatGPT, che nel 2022 in qualche modo anche lei è improvvisamente messa sul mercato affermandosi come diciamo, regina del mercato, è diventata subito comparabile se non migliore. Ma la differenza rispetto al modello anche di business che OpenAI ha messo in campo in questi anni è che la soluzione viene offerta a un prezzo e con un'efficienza che sembra essere tecnologicamente di una nuova generazione. E quindi questa cosa ha sconvolto un po' tutto. Sì, anche perché voglio dire, grandi produttori di chip, che sono poi i microprocessori, quelli che vanno a elaborare i dati con estrema velocità, si sono trovati spiazzati, perché se il mercato oggi pensava di poter lavorare, comunque i costruttori, gli architetti e gli ingegneri dell'intelligenza artificiale lavorare su 16.000 chip, qui si lavora con 2000, quindi c'è uno scarto impressionante. Sì, assolutamente. Infatti diciamo, la cosa sorprendente è che per quanto questa startup cinese fosse conosciuta sul mercato, non ci si aspettava che in poco tempo sarebbe riuscita a produrre delle tecnologie di questo tipo, dove le differenze sono sostanziali. Si parla di investimenti di 20 volte minore rispetto a quelle che sono, diciamo, gli investimenti enormi che hanno fatto in America le aziende che finanziano e continuano a investire su OpenAI o altre situazioni di questo tipo, ma in più lo scatto che secondo me può fare la differenza nel futuro è il fatto che la DeepSeek ha deciso di sostenere un modello open source, cioè significa che questa tecnologia viene rilasciata con e quindi le aziende potranno in qualche modo utilizzarla direttamente, a differenza del modello di business che invece stava prendendo piede sempre più a livello mondiale e che è stato tanto anche in qualche modo enfatizzato dal recente governo Trump rispetto agli investimenti che avrebbero fatto negli Stati Uniti, in cui il modello era leggermente diverso. Quindi questa cosa chiaramente diventa un nuovo attore, sta entrando nel mercato. La cosa che voglio dire però è che dal punto di vista accademico è interessante notare come in ambito tecnologico siamo abituati ad avere ogni tanto qualcuno che mette in campo una fiche nuova e cambia il gioco. Lo è stato con i motori di ricerca di Google, che si ricorda all'inizio ce n'erano tanti, c'era AltaVista, c'era Yahoo, ce n'erano tanti. Improvvisamente Google è entrato nel mercato, aveva una soluzione migliore e si è affermato. Quindi questo è entrata in campo, secondo me strategica anche nel tempismo, nel senso che è avvenuta appena Trump si è insediato in America, diciamo, la Cina ha fatto vedere che in realtà non era così indietro come si pensava, e soprattutto in qualche modo c'è una sorta di tentativo di dimostrazione che la censura in termini di dazi o di evitare che in quel paese possano meno arrivare i chip più potenti, in realtà è un falso modo per riuscire ad arginare certe cose. Professore, lei è un esperto di informatica, non posso però non chiedere qualcosa di diverso rispetto a quello che è il tecnicismo, no? Di quelli che possono essere, ma siamo pronti ad accogliere prima l'intelligenza artificiale e poi questo nuovo modello di intelligenza artificiale, perché diciamo che potrebbe cambiare assolutamente non solo il nostro modo di pensare, ma il nostro modo di vivere. Allora, non siamo pronti perché, diciamo, la velocità con cui queste tecnologie stanno arrivando nelle nostre case è qualcosa che non abbiamo mai sperimentato prima. Siamo di fronte a una nuova rivoluzione industriale, paragonabile a quelle del passato, solo la differenza sta nel fatto che sta avvenendo veramente troppo velocemente. Per cui, diciamo, anche le istituzioni, anche la regolamentazione di questo nuovo fenomeno non riesce a stare al passo con l'evoluzione della tecnologia. Noi stessi che lavoriamo alle università, se penso a come ero io 20 anni fa, è in qualche modo come se fossi un uomo primitivo con la clava. Siamo passati delle ere geologiche e l'accelerazione che sempre più queste tecnologie, questa scienza sta facendo
cambiando, fa sì che in qualche modo dovremo adattarci man mano. Diciamo che i cicli che prima presupponevano 5 anni almeno di adattamento, adesso sono... diventano mesi. Forse anche di meno probabilmente a questo punto. Ma è giusta allora la posizione, ne faccio un'osservazione, di chi magari intende regolamentare queste nuove tecnologie, perché offrirle, così come è stato fatto da DeepSeek, in maniera, diciamo, mettere a disposizione in maniera gratuita, senza l'intermediazione praticamente di nessuno, arrivano ad un'azienda, ci possono essere tanti rischi, tantissimi rischi, e per lo stesso business dell'azienda, ma anche eventuali errori nella business plan della stessa azienda. Assolutamente, diciamo, la velocità implica anche che, diciamo, non c'è il tempo, fra virgolette, di controllare tutto, ci sono tanti problemi legati all'utilizzo dell'AI, quali dati, diciamo, dove, come sono state addestrate, la capacità o meno di dare risultati sempre corretti, le allucinazioni, diciamo, sappiamo quali sono i rischi e le problematiche che andrebbero via via sistemate e regolamentate. Ovviamente siamo al passo, cerchiamo di stare dietro a quello. Voglio dire, oggi i ragazzi fanno i furbetti magari facendosi un compito con l'intelligenza artificiale che non è precisissima, non sarà al 100%, ma riguarda, che ne so, o un elaborato di italiano oppure delle cose un pochino più elaborate da un punto di vista, diciamo, aritmetico, matematico, scientifico. Mettere nelle mani di una entità, chiamiamola così, di quella che sarà poi questa entità dell'intelligenza artificiale, il futuro anche tecnologico, incomincia a fare riflettere. Servono delle riflessioni di carattere non solo morale ed etico, attenzione. Assolutamente, diciamo, noi lo stiamo vedendo come un impatto forte sull'education, sia in ambito di scuola primaria ma anche in ambito universitario. È chiaro che dobbiamo fare i conti con qualcosa che è sicuramente dirompente, quindi può in qualche modo diventare, per esempio per i nostri studenti, un tutor di supporto, ma va circoscritto, no? va validato, va certificato, quindi ci sono già diversi esperimenti nel mondo in cui vengono messi su non la macchina pura rilasciata dalle società, ma, diciamo, una sorta di recinto entro cui questa si può muovere, che può effettivamente essere, diciamo, realizzare una sorta di tutor virtuale. Io mi immagino nei prossimi anni che questa intelligenza artificiale non sarà, come qualcuno pensa, l'oracolo omnisciente a cui chiedere tutto e ottenere di tutto, ma sarà un assistente ovviamente più performante di quelli che abbiamo adesso, a cui chiedere aiuto e supporto per aiutarci nei compiti quotidiani. Ma, diciamo, la differenza tra questo e quella di un AI pensante o con la sua coscienza, ovviamente ancora siamo molto lontani. C'è molto da lavorare, c'è tanta strada da fare, però ci sono anche dei risvolti di carattere, dicevo prima, etico e morale, ma ci sono dei risvolti che riguardano i dati sensibili di tutti noi, che è un tema, il garante per la privacy è già intervenuto sul tema, così come aveva fatto con ChatGPT, lo fa anche con DeepSeek, perché si chiede questi dati che vengono raccolti, perché scaricando un'applicazione sul nostro telefonino, sui nostri apparati, significa mettere a disposizione della stessa dati sensibili che riguardano ognuno di noi, e quindi è giusto anche l'intervento del garante per la privacy, perché questi dati verranno allocati, nel caso specifico di DeepSeek in Cina, nel caso di OpenAI negli Stati Uniti o in qualche altra parte del mondo. Poi sono tutti dati, sappiamo che tutto quello che è online è comunque in ogni caso suscettibile di hackeraggio e possono essere violati. Non solo, ma la paura più forte, più grande, è che non ci sia nella massa della popolazione la consapevolezza, no, dell'utilizzo di questa tecnologia nel cedere i propri dati. Per cui ci sono stati già esempi presso aziende, ma anche istituzioni, in cui in buona fede in qualche modo si è fornita alla macchina, si sono forniti dati sensibili che poi diventano core business dell'azienda o comunque, diciamo, dati importanti. Quindi su questo bisognerà stare molto attenti. Ovviamente in Italia, in Europa abbiamo, diciamo, delle authority, no, che stanno cercando di mettere dei paletti rispetto a questa cosa. L'uso comune che ne può fare il ragazzino o l'utente comune è ancora da controllare, perché, diciamo, dobbiamo avere il tempo di educare le persone a quello che sono poi, diciamo,
regolamentazioni e consigli di buon senso legati alla cyber security, perché mentre noi a casa nostra non usciremo mai di casa senza chiudere a chiave, purtroppo quando utilizziamo questi strumenti non siamo pienamente consapevoli del fatto che stiamo aprendo la porta della nostra vita a soggetti esterni senza averne il controllo. Professore, il ruolo suo, ma di tutti diciamo, gli insegnanti e dalle primarie ma fino all'università è fondamentale anche in questo tipo di educazione. Immagino che con i suoi studenti avrete affrontato o lo farà nei prossimi giorni questo tema e anche per chi studia informatica, per chi praticamente vive che cosa significa il mondo digitale, è un impatto straordinario, travolgente. Assolutamente. Bisogna forse ripensare anche l'approccio. Sì, bisogna ripensare l'approccio, studiare queste tecnologie e anche diciamo, è interessante come diciamo, poi dal punto di vista tecnico-scientifico si vada poi nel verticale, no? Perché mentre l'utente ha un approccio di utilizzo della macchina, noi in qualche modo studiamo gli ingranaggi, okay? Quindi cerchiamo di formare le nuove generazioni di informatici del futuro che sapranno aprire il cofano e vedere cosa ci sta dentro, mentre adesso invece in questo momento queste black box le subiamo un po' senza sapere capirci nulla. Che tipo di chip c'è dentro? Cioè che cosa ci sono, che informazioni scorrono dentro questi chip che sono velocissime, perché sono 2000 contro 16.000, faranno praticamente non lo so che cosa. No, diciamo che le prime informazioni che sono ovviamente ancora coperte in qualche modo da segreto industriale, che comunque emergono ovviamente in questo momento in cui tutti ne parlano, è che l'azienda abbia utilizzato comunque un approccio un po' più smart, un po' più intelligente per fare le stesse cose con meno conti. Quindi una scorciatoia, si sono trovate delle scorciatoie, quindi questo potrebbe essere veramente un punto di partenza che però farà sì, e questo è il meccanismo dell'open source che lo garantisce, che non appena verrà capito gli altri ovviamente rincorreranno e si rimetteranno a pari, quindi inizia una guerra un po' dei cervelli e degli investimenti, e su questo noi in qualche modo anche come universitari siamo contenti di assisterla e studiarla. Grazie al professore Sebastiano Battiato, docente di informatica all'Università di Catania, che ci ha aperto insomma un mondo e buon lavoro a voi, perché poi evidentemente dai vostri studi arrivano poi queste cose diaboliche che ci ritroviamo nella vita di tutti noi. Grazie ancora grazie professore. Ci dobbiamo fermare, c'è una breve sosta, fra poco parleremo di un tema che fa tanto discutere, il nuovo codice di condotta da tenere nei bar, nei ristoranti, nei luoghi di ritrovo. Restate con noi e fra pochissimo affronteremo anche questo tema. Allora, bentornati a Buongiorno Sicilia e ringrazio per essere con noi stamattina Andrea Finocchiaro, che è il presidente FIEPET Confesercenti Catania. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Grazie anche a Baldo Alberti. Grazie anche a voi, che è responsabile e buongiorno. Del Dipartimento Discoteche, Intrattenimento e Locali Notturni FIEPET Confesercenti Catania. Allora, stamattina l'oggetto del contender è questo nuovo codice di condotta che il ministro Piantedosi ha confezionato per cercare di avere dei comportamenti più in linea anche quando si va e quando si frequentano i locali nelle nostre città, siano bar, siano discoteche, siano dei posti di ritrovo. Ecco, questo è il concetto. La premessa che facciamo è che l'adesione a questo provvedimento è facoltativa e non è obbligatoria. Questo da premettere. Poi possiamo dire, se uno non si adegua può avere delle conseguenze, se uno si adegua diventa più bravo, il primo della classe. Questo poi cercheremo di capire. Ma che cos'è questo codice di condotta e che cosa comporta per gli esercenti? Comincio con Andrea Finocchiaro. Ci sono tante regole da attaccare, fra altre cose in bacheca, e quindi da rispettare, da leggere attentamente. Ok, allora diciamo che questo codice di condotta sostituisce ormai quello che potrebbe essere il codice penale, perché di base quando noi all'interno di un'attività commerciale diciamo che non deve entrare droga, non deve entrare armi, non devi avere dei comportamenti molesti e tanto altro, in teoria ma anche in pratica sono già regolamentati dal codice penale. Dunque questa aggiunta in più di questo codice di condotta, per poi avere anche
l'idea dell'avventore modello, ci siamo usciti questa bella parolina nuova, come se fosse un tesserino della persona che si comporta bene, ha l'accesso, può avere l'accesso all'interno di un'attività commerciale. Dunque non vorrei che poi in una fase successiva veniamo tesserati per entrare all'interno delle attività commerciali se siamo delle persone che ci comportiamo a modo oppure no. Partiamo sempre dalla base che noi, sia a livello di Confesercenti ma anche tutte le altre associazioni di categoria, siamo per la legalità e per avere il controllo totalitario all'interno delle attività commerciali, dunque cerchiamo di avere sempre tutto sotto controllo nel massimo, diciamo, della trasparenza. Mi permetto di precisare che attaccare in bacheca delle regole di comportamento non sostituiscono il codice penale, nel senso che ricordano all'avventore e a chi praticamente frequenta questi posti che sarebbe il caso, nella vita di tutti i giorni bisogna farlo, ma anche quando si va a prendere, che ne so, una birra al bar oppure un caffè, bisogna mantenere un comportamento dignitoso e decoroso, ma non soltanto in quella circostanza, si deve fare in qualsiasi momento della giornata. Questo per quanto riguarda i locali dove si consumano bevande, cibi e cos'altro. Nelle discoteche la situazione comincia a essere forse un pochettino più complicata, anche se devo aggiungere, non l'ho detto prima, ogni attività si deve dotare di un proprio responsabile per la sicurezza che si confronta con le forze dell'ordine. E quello poi subentra una spesa maggiore rispetto a quella che già hanno gli esercenti dei locali, no? Voglio dire, siamo favorevoli alle regole e ci mancherebbe, questo assolutamente non ci piove, però bisogna che queste regole vengano aiutate per portarle in atto da chi propone queste regole. Quindi diciamo che io che sono gestore di un'attività, sono il proprietario di un'attività, già alle sue spese, mi devo fare carico già di quello che presenta la mia attività. Poi se io devo assumere un responsabile oppure lo devo individuare, qua bisogna capire se lo individuo tra i miei dipendenti oppure, trattandosi di un'attività specifica, serve una persona qualificata. Che cosa faccio? Assumo nel caso specifico del bar e ristorante una persona che si occupa di controllare, poi ci arriviamo, facciamo anche altre cose, oppure nel caso delle discoteche che cosa succede? Ci sono quelli chiamati buttafuori, ci deve essere il capo di questo, già una sicurezza interna allora il capo di questa sicurezza diventa responsabile che va a colloquiare con le forze dell'ordine. Cerchiamo di capire come può funzionare questo meccanismo, anche perché diventa un po' complicato poi svolgere l'attività in maniera quasi lineare. È d'intralcio questo tipo di situazione per voi? Partiamo dalle discoteche, poi veniamo anche al resto delle attività. Ma sicuramente è d'intralcio, perché comunque a prescindere, come ho detto poc'anzi, già c'è in ogni struttura una propria sicurezza, nei locali da ballo e fondamentalmente anche il gestore di un pub comunque ha il suo controllo, la sua videosorveglianza, la sua insomma le sue precauzioni già le ha prese. Però come fai a mettere un elemento in più, metterlo in regola, fare tutte le situazioni che sappiamo e quindi farsi carico di queste ulteriori spese? Non solo, una videosorveglianza su tutta la strada che permetta a chi parcheggia di tutelarsi con una illuminazione maggiore. Allora, andiamo con ordine, perché sulla pubblica via credo che non possano essere i titolari dei locali a intervenire sulla pubblica via. Questa è la mia personale idea, poi non so nel decreto cosa c'è scritto. Il decreto proprio indicato che deve essere fatto a spese dell'esercente. Sulla pubblica via, attaccato al proprio esercizio oppure anche di fronte. Bisogna capire anche dove succedono queste cose, dove avvengono e dove vanno inserite. Poi c'è una cosa che mi ha incuriosito stamattina leggendo le schede che sono state proposte dalla redazione. Nel caso specifico dei minori. Il controllo dei minori diventa veramente complicato, perché sapete che ci sono i furbetti, ci sono quelli magari che sapendo di mentire vanno a mentire, dicono di essere maggiorenni e non lo sono, magari
non voglio dire che si delinque in maniera sistematica, ma si può avere un documento che non è esattamente quello in linea. Io come faccio, gestore, a riconoscere un documento se è... Io chiedo un documento se è veramente quello oppure è un falso, però va identificato il minorenne con un timbro lavabile, in modo tale, è giusto che non vengano dati alcolici. Su questo non ci sono assolutamente dubbi, perché gli alcolici ai minorenni non vanno assolutamente amministrati. Già lo fanno, molte attività commerciali già di base, in particolare nelle discoteche, i ragazzini vengono timbrati e sanno che comunque sono dei minori, dunque parliamo sempre delle attività o delle discoteche che rispettano le regole. Poi sappiamo benissimo ci sono anche attività o i furbetti della situazione che non lo fanno finta di non saperlo, anche non troppo lontano al centro storico su Catania, che succedono molte di queste cose, che a volte sappiamo benissimo che ormai i ragazzini di oggi sembrano ventenni e poi hanno 14 anni, dunque possiamo metterci come esercenti a chiedere il documento ogni volta che arriva un ragazzo, però solamente la dichiarazione. Ma la soluzione quale potrebbe essere? Perché chiaramente questo provvedimento, questo decreto, immagino sia stato concertato con le associazioni di categoria. Allora, ancora il presidente Banchieri, che è il nostro presidente di Confesercenti nazionale, ha richiesto un tavolo di trattativa e di discussione con il ministro Piantedosi per cercare di capire e delineare quale potrebbero essere un'eventuale modifica di questo decreto e cercare di trovare una contrattazione che sia utile sia per la categoria degli esercenti, ma anche per comunque mantenere la legalità al 360 gradi. Voglio dire, è possibile che ci possano essere delle risorse a disposizione per assumere questo responsabile della sicurezza, e quindi un tavolo di discussione, insomma, quindi questo potrebbe essere una soluzione. Io sono costretto a mettere in organico una persona che non avevo, mi devi aiutare. Ma più complicato verrebbe anche nel settore della ristorazione, perché fino a quando parliamo di discoteche, la discoteca ha già in organico quelle che sono, chiamiamoli buttafuori, che hanno un regolare patentino, hanno fatto un addestramento, ma un ristorante, chi dovrebbe essere la persona addetta alla sicurezza? Un cameriere o il titolare, che a sua volta dovrebbe fare un eventuale corso, perché se deve essere nominato come pubblica sicurezza interna, obbligatoriamente, per come avviene nelle discoteche, avviene anche all'interno dei ristoranti. Allora, sono tantissime. Ma anche nella ristorazione, adesso siamo uniti alla musica, tant'è che vari pub o ristoranti hanno delle licenze particolari per fare il ballo. Poter fare. Per il ballo, quindi una doppia spesa, ristorazione e quindi ballo. Insomma, trovare un punto d'incontro, secondo me, su una discussione. Potrebbe essere una soluzione. Io vi chiedo perché ci sono alcune norme, leggo le norme che devono essere, sono incluse in queste norme di comportamento. Non bisogna introdurre armi improprie, non bisogna utilizzare spray urticanti, non introdurre sostanze stupefacenti o bevande alcoliche che non siano state somministrate dallo stesso locale, le bevande alcoliche ovviamente, non danneggiare dispositivi antincendio, non danneggiare gli arredi. Io non penso che il titolare di un esercizio commerciale permetta a qualcuno di danneggiare ma già questo è proprio regolamentato dal codice penale. Una cosa del genere. Sì, voglio dire, ma è chiaro che il titolare dell'esercizio non riesce a stare sempre presente. In una discoteca non si può essere presente in ogni luogo, in ogni posto. Magari c'è qualcuno che va a sradicare l'antincendio, lo stacca, lo porta da un'altra parte, lo sposta, invece dovrebbe stare lì perché si sa che se succede qualcosa si trova lì in quel momento. Voglio dire, per poter fare attenzione a tutti questi comportamenti non corretti, servono tanti occhi, serve tanto personale, e alla fine con la crisi che c'è. Ma anche perché comunque proprio nel decreto il ministro ha specificato che non avrà nessun onere per le attività commerciali. Dunque ci siamo fatti una domanda: dal momento in cui mi si chiede di mettere un responsabile della sicurezza, lasciamo perdere la questione di discoteche, ma potrebbe essere un interno, però attenzione. Sì, ma sempre devono fare dei corsi che sono a pagamento, non è gratuito il corso. Può essere che il Ministero possa mettere a disposizione questi corsi gratuitamente. Sto facendo. Questo potrebbe essere sul tavolo si può discutere. Impianto di videosorveglianza e illuminazione esterna. Però prima che si fa un decreto si dovrebbero anche attuare, dei fondi già ad hoc per questa tipologia di attività di questo decreto, che deve essere già attuativo.
No, vabbè, diciamo che quasi sempre quando entra in vigore una norma si aspettano poi i decreti attuativi che devono essere poi perfezionati, che devono essere messi. Insomma, vedo che la situazione è molto complicata, non è facile. Non è facile, comunque sta nell'individuo, secondo me, a prescindere. Io vado in un ristorante, mi devo comportare dignitosamente, ma anche se sono per strada mi educatamente, devo comportare dignitosamente. Per strada, in un pub, in un bar, ovunque sia, in un negozio, ma anche negozi, per dire, cioè oggi hanno la persona che dà ci sono quelli della security e ci sono le persone della security che osservano che qualcuno non tolga l'antitaccheggio, che non porti via un indumento, insomma è complicato, capisco per chi gestisce un'attività commerciale non è facile. Allora, mettere il classico codice di condotta all'interno di un'attività commerciale è solo ricordare come comportarsi. Che è il punto di partenza da dove abbiamo iniziato la nostra chiacchierata. Sì, ma solitamente non vado io all'interno di un ristorante con una pistola, con della droga o con degli spray urticanti o tanto quel che sia, anche perché l'esercente stesso, il ristoratore, io parlo di ristoratore come potrebbe essere anche la discoteca, io non mi metto a controllare la persona se ha delle armi o dei dispositivi oppure all'interno della droga. Anche perché voglio dire, per poter effettuare una perquisizione bisogna essere titolati, immagino, a prescindere bisogna essere titolati per poter effettuare, magari un personale della security autorizzato può farlo, il ristoratore titolare probabilmente, immagino, non possa farlo, a meno che non ci siano dei poteri speciali che vengono assegnati poi ad una persona specifica all'interno del gruppo di lavoro. Insomma, la discussione è complicata, non è di semplice soluzione. È ampia perché, tra l'altro, ripeto, si è unito oggi il cibo con la musica, perché allora, dice tu quello cosa fai, cibo oppure musica? Per socializzare ancor più, no? Voglio dire, quindi unire questo, ma sta, ripeto, all'individuo, poi l'esercente fa il suo, però è chiaro che chi dà queste regole, e ripeto, le regole è bene che ci siano e che vengono rispettate, bisogna discutere. Allora, io immagino che questo tavolo si possa aprire con il Ministero, si possa aprire anche in sedi, nelle sedi opportune, magari si troverà la sintesi che si ridurrà nel semplice: mettiamo questo codice di comportamento all'interno dei locali, individuiamo una persona del personale interno che possa essere responsabile, noi paghiamo le spese per formare questa persona, dopodiché poi chiaramente spetta sempre allo Stato garantire la sicurezza. Certo, senza farsi carico in toto di tutto. Dobbiamo sostituirci, l'esercente non deve sostituirsi allo Stato. L'esercente deve tutelare la propria attività, collaborare con lo Stato, chiaramente, quello è fondamentale con le istituzioni e con, in questo caso, le forze dell'ordine che garantiscono a tutti noi la serenità di poter vivere in questa terra. Grazie per essere stati con noi ad Andrea Finocchiaro, che è presidente FIEPET Confesercenti Catania, grazie anche a Baldo Alberti, responsabile del Dipartimento delle discoteche, intrattenimento e locali notturni, sempre FIEPET della Confesercenti di Catania, un tema che certamente farà ancora discutere, ne parleremo sicuramente ancora più avanti. Adesso mi devo fermare, c'è un'altra pausa con la pubblicità e fra poco, grazie a voi, ne parleremo di un libro che sta per arrivare, che verrà presentato oggi pomeriggio a Palermo con un collega. Tutto questo fra pochissimo. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Allora adesso do il benvenuto e ben trovato a Lirio Abbate, giornalista, collega. Buongiorno Lirio. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie per essere con noi questa mattina. Buongiorno Sicilia, nel pomeriggio presenterai il tuo libro, un libro che ci fa scoprire forse, permettimi, un lato diverso, probabilmente, magari tu adesso mi dirai se sì oppure no, di Matteo Messina Denaro, cioè un Messina Denaro, le confidenze, le sue confidenze, perché i diari del boss, che cosa racconta questo libro? Quali sono le confidenze? Ci sono dei segreti? Ci sono dei segreti, ci sono delle omissioni, ci sono degli aspetti che non conoscevamo di questo mafioso e viene fuori proprio un piccolo uomo, viene fuori
un personaggio che non conoscevamo pubblicamente, perché lui parla della sua intimità o di come voleva che si raccontasse la sua vita. Lui racconta la sua vita alla figlia, che non aveva visto per 27 anni, la raccontava a modo suo, omettendo tante cose, senza privarsi, diciamo, di confermare o comunque di riflettere sul fatto che non si pentiva di quello che ha fatto fino ad oggi, ma comunque di aprire in quello che è l'aspetto più umano. È un precedente che non è mai accaduto per nessun mafioso, non soltanto di Cosa Nostra, ma anche per le altre mafie o anche a livello internazionale. Un mafioso come lui che diciamo, ci permette di entrare nella sua testa e di farci vedere quanto è mafioso, ma anche quanto è patriarcale e come in malo modo tratta le donne. Lirio, diciamo che il libro evidenzia come, prima lo hai in qualche modo fatto vedere, come lui viva una sua realtà, come Matteo Messina Denaro durante questa latitanza, i 30 anni di latitanza, viva la sua realtà e viva... si senta quasi un perseguitato, quasi una persona ingiustamente in qualche modo perseguitato. Quindi diciamo che è un modo per non volere vedere la realtà, quella vera, la sua. No, diciamo, lui vuole manipolare la realtà, è un manipolatore nella vita e vorrebbe che anche la realtà che si racconta della sua vita venisse alterata, venisse addolcita in alcuni versi. Lui è questo, è il personaggio proprio che emerge, no? Anche dal fatto che dice di essere un perseguitato della giustizia, e dice che se quei processi e le condanne ci sono state, la colpa è dei giornalisti che hanno parlato male di lui, ma comunque in ogni modo si scoprono tutta una serie di situazioni interne, di pensieri personali che ci lasciano veramente a bocca aperta, ma c'è soprattutto il rapporto con la figlia che lui in maniera univoca ha cercato di avere e ci fanno capire quanto lui si sentiva molto orgoglioso, ma si sentiva al di sopra di tutti. Ma questo rapporto con la figlia, per quello che tu ci puoi dire in questo momento, magari non spoileriamo tutto il libro perché sarà interessante poterlo leggere, che tipo di rapporto viene fuori con una figlia che non ha conosciuto e quindi c'è il desiderio di conoscerla, oppure sta bene così non averla conosciuta e tramandare queste sue notizie alla figlia in questo modo? Ma guarda, per stare così in generale ti posso dire che lui controllava la figlia a distanza. È un aspetto patriarcale quello che emerge e voleva imporre la sua educazione mafiosa, la sua mentalità mafiosa in quella che era, diciamo, il modo di vivere di un adolescente negli anni 2000 che vanno proprio in contrasto, e lì si vede come lui voleva imporre appunto quella idea dei Messina Denaro in una ragazza che invece viveva la sua vita in un contesto normale, e quindi ci fa scoprire tante cose, ma soprattutto anche dal racconto che fa verso la figlia, che lui è rimasto per tanti anni in quel territorio, perché lo descrive, perché racconta alcuni incontri e ci fa vedere che è stato lì, e quindi anche questo ci fa vedere che è un personaggio che ha vissuto liberamente nel territorio. E diciamo che i capi mafia e i boss solitamente non si allontanano mai dal territorio perché vogliono mantenere proprio il controllo. Quando sono lontani non riescono ad avere lo stesso effetto. Tu sei un profondo conoscitore dei fatti di mafia, non solo di Matteo Messina Denaro. Ti faccio una domanda fuori dal libro, poi torniamo, diciamo che quando lo presenti. A che punto è? Noi qualche giorno fa abbiamo sentito il procuratore della Repubblica di Palermo De Lucia sulla lotta alla mafia, ma in questo momento a che punto è la lotta nei confronti della mafia in Sicilia in particolare?
La lotta alla mafia, quando la intendiamo la mafia militare, è una lotta che prosegue, continua, e quella sono tutti d'accordo, anche politicamente parlando, da destra a sinistra, sono tutti quanti uniti diciamo, chi chiede il pizzo, chi fa le estorsioni, c'è gente diciamo, della manovalanza. Il problema è che quando le mafie, che oggi è questo il problema, è la storia di Messina Denaro, la nuova mafia di Messina Denaro ci dimostra, è una mafia che va al di sopra, che ha occupato, non soltanto più inquinato, ha occupato l'economia legale, ma ha inquinato anche la politica regionale e comunale. Ecco, quando arrivi lì, e che è una cosa più invisibile rispetto a chi si mostra a chiedere l'estorsione, ecco, quando arrivi a toccare i colletti bianchi, quella lotta lì alla mafia, non per colpa dei magistrati o degli investigatori, ma si fa molto più complicata, perché proprio per quei livelli lì gli strumenti normativi e legislativi si stanno affievolendo, anzi si stanno spuntando, e quindi sarà un vero problema, perché la mafia ormai prende piede da questo punto di vista, alza il livello, si trasforma, così come la storia della mafia ci ha sempre dimostrato che si trasforma, diventa più invisibile, e questa invisibilità noi non ce ne accorgiamo, ma adesso, perché non vediamo il sangue fortunatamente, ma purtroppo ne vedremo le conseguenze più avanti, perché avere una economia legale occupata da soldi sporchi e quindi in mano soltanto ad alcuni che la devono riciclare, o la politica che è in mano ad alcuni mafiosi, questo è un problema per la democrazia, per il vivere comune. Lirio, prima di salutarci ricordiamo l'appuntamento questa sera alle 18 a Palermo, in via Cavour 133, libreria Feltrinelli. Presenterai il tuo libro I diari del boss. Stiamo vedendo per l'appunto la copertina. Ci puoi rivelare in 20 secondi qualcosa di curioso da andare a cercare nel libro? Beh, ci sono tanti aspetti sia personali che familiari, ma c'è anche la traccia di come trovare il tesoro di Messina Denaro. Bene, grazie allora per questo piccolo scoop che ci regali sul tuo libro. In bocca al lupo, I diari del boss. Lirio Abbate, collega giornalista, grande esperto di fatti di mafia. Una buona giornata e un buon lavoro a te. Grazie per essere stato con noi. Adesso ci fermiamo ancora, ci sono le pillole di Almanacco e poi torniamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Oggi 29 gennaio si celebra la giornata internazionale del puzzle. L'International Puzzle Day è un giorno speciale per gli amanti del gioco con le tessere più famoso al mondo. Nonostante gli amanti di questo gioco da tavolo siano tanti, sono solamente in pochi a conoscerne la storia. I puzzle sono stati inventati nel 1760 dal cartografo e incisore di Londra John Spilsbury. Quello che uscì era un rompicapo che i suoi allievi dovevano risolvere ricomponendo la cartina. A partire dagli anni 50 i tradizionali puzzle in legno vennero poi sostituiti da quelli in cartone, che avevano anche il vantaggio di una migliore qualità di stampa e permettevano di riprodurre fedelmente quadri celebri e foto spettacolari. Ma sapete come funzionano le lampadine a incandescenza? Fino alla fine del XX secolo la forma più diffusa di illuminazione elettrica domestica è stata la lampadina a incandescenza, al cui interno un sottile filamento metallico diventa incandescente quando è attraversato da corrente elettrica. Ma quindi, se parlo di incandescenza, c'è il rischio che la lampadina prenda letteralmente a fuoco? No, fortunatamente il filo non crea scintille, generalmente, perché la lampadina è riempita di gas inerte, cioè un gas che non reagisce facilmente come invece farebbe l'aria. E nella nostra mattinata ritroviamo Lorena Dolci che stamattina ci dà una chicca su Sanremo.
Sì, perché vogliamo chiudere la rassegna stampa con questa piccola nota positiva, una pagina di musica che però significa tanto, perché Sanremo parte con la pace, ci sono due artiste, una israeliana, Noah e Mira, che invece palestinese, che canteranno Imagine, l'inno pacifista di John Lennon, una canzone simbolica appunto per unire Israele e Palestina. Quindi parliamo di martedì 11 febbraio, Noah e Mira Awad canteranno insieme Imagine, inno pacifista. I muri si abbattono anche con la musica, la collaborazione tra le due interpreti è la prova che l'odio non vince e che questo avvenga durante l'evento televisivo più atteso e seguito ha un doppio valore. La guerra non ha dato tregua alle popolazioni, Noah e Mira si sono unite da tempo, il loro esempio è importante e Sanremo si conferma ancora una volta un luogo dove parlare di attualità, dove accendere un faro, raccontare le storie e fare entrare la cronaca, e questo questa volta grazie a Carlo Conti, che quest'anno è direttore artistico del Festival di Sanremo. Grazie a Lorena Dolci che ci dà un assist per chiudere la trasmissione, perché il 29 di gennaio del 1951 nasceva il Festival di Sanremo. Pensate, e tra i cantanti, tra i tantissimi cantanti che hanno partecipato a Sanremo, anche Lucio Dalla, uno dei più grandi cantautori. Nel 72 partecipò con Piazza Grande. Noi ci salutiamo stamattina proprio con Piazza Grande di Lucio Dalla. Grazie a Lorena per il suo contributo dai quotidiani. Ci ritroviamo. Grazie a voi e buona giornata. Con Buongiorno Sicilia a domani mattina, come sempre puntuali, saremo qui per stare insieme qualche ora nella prima mattina. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me, che non ce n'è. Dormo sull'erba e ho molti amici intorno a me, innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. Avrei bisogno di sognare anche forte per favore. Avrei bisogno di carezze, una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prego amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande, e meno male che briganti come me non ce n'è. Avrei bisogno di sognare anche avrei bisogno di carezze, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande. Ma se la vita non ha sogni io vivo e te li do, e se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande.